Si è svolto presso la sala convegni dell'Hotel Villa Giuliana di Licata il convegno dal titolo Attualità nel trattamento delle malattie degenerative articolari anche in ginocchio, opinioni a confronto tra specialista e medico di medicina generale. Il congresso, organizzato dal dottor Santo Alberto Rapisarda, attuale direttore dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata, ha avuto come presidente onorario il professor Rosario Lupo, direttore dell'unità operativa di ortopedia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Alla manifestazione, che ha visto il patrocinio dell'ASP di Agrigento e dell'Ordine dei Medici di Agrigento, sono stati presenti come relatori diversi specialisti ortopedici, fisiatri e medici di medicina generale. Il convegno ha una finalità, che è quello di porre l'interazione tra i medici di base del territorio e il medico ospedaliero, che poi è poi il finalizzatore con il trattamento appunto poi protesico di questo tipo di patologie, che è appunto la protesica dell'anca e del ginocchio. Quindi il convegno ha proprio quello di mettere in evidenza quelle che sono le attuali evidenze sul trattamento protesico, sulla prevenzione anche del paziente affetto da questo tipo di patologie. Ecco, siamo a Licata, lei dirige il reparto, che novità ci sono nelle condizioni del suo reparto a Licata, ecco, com'è la situazione dal punto di vista medico? Il reparto sta funzionando bene, nel senso che anche se chiaramente il personale è abbastanza ridotto, però ci diamo da fare, non soltanto nel campo della traumatologia, che è quella di comune quotidiana, ecco, ma anche nella patologia di elezione. Infatti a Licata facciamo un po' tutto quello che riguarda il trattamento appunto della patologia dell'artrosi dell'anca e del ginocchio, ma anche il trattamento in artroscopia di molte patologie, quale il ginocchio e la spalla chiaramente. Io ho visto anche un raccordo con l'ospedale di Agrigento, con la presenza del suo collega Lupo. Sì, è il direttore, il capo dipartimento di chirurgia, il professore Lupo, e il rapporto di collaborazione esiste anche perché io provengo da questa scuola, che è la scuola di Agrigento, e quindi di cui ne sono fiero, e ho avuto la possibilità di avere come maestro il dottor Lupo, per cui il rapporto di collaborazione persiste, per cui per qualsiasi cosa abbiamo sempre mantenuto questo tipo di... Ci sono dei miglioramenti nella terapia di questo settore, dottore? Miglioramenti ci sono, anche perché ormai dal punto di vista le aziende ci mettono a disposizione dei sistemi protesici, diciamo, evoluti, moderni, per cui sicuramente a disposizione del paziente c'è una maggiore possibilità di trattamento di questo tipo di patologie. C'è un raccordo anche col medico di famiglia? Il raccordo c'è, infatti la finalità proprio di questo evento è proprio questa, quella di stabilire, appunto, di parlare la stessa lingua su quelli che sono la prevenzione innanzitutto delle patologie, il trattamento poi medico e poi anche finalizzato poi al trattamento chirurgico, anche nella gestione del paziente dopo il suo intervento chirurgico, quindi nel post operatorio, anche nel territorio, come possa essere appunto diciamo, trattato anche dal medico di medicina generale. Dalla nuova amministrazione regionale, dal nuovo assessore, cosa si ci aspetta? Ci si aspetta di avere più medici a disposizione sicuramente, perché purtroppo questa c'è la carenza, quindi ora speriamo in queste nuove stabilizzazioni, con nuove possibilità che ci danno anche l'ASP di mobilità, di avere anche più colleghi a disposizione. A Licata com'è la situazione? E a Licata aspettiamo anche che ci diano nuove assunzioni, perché sicuramente c'è un po' di carenza da questo punto di vista. Professor Lupo, parliamo di questa interessante iniziativa che viene fatta qua a Licata, che coinvolge anche il suo collega Rapisarda dell'ospedale di Licata. Come valuta questa iniziativa e quali obiettivi pensate di raggiungere? È un'iniziativa molto importante, perché non solo per l'argomento che andiamo a trattare, molto attuale, come quella dell'artrosi di anca e di ginocchio, ma anche è importante perché cerca di creare un collegamento tra lo specialista, quindi tra l'ospedale, e i medici di medicina di base, che poi diventano attori molto importanti nella gestione dei pazienti affetti da patologia artrosica. Ecco, si è parlato di artroscopia, di protesi d'anca, diciamo tutte cose sicuramente di grande attualità. La chirurgia endoscopica, soprattutto per quanto riguarda il ginocchio, diciamo, ormai è routine,
e va utilizzata, diciamo, nelle fasi iniziali di queste problematiche, però insomma, soprattutto se sono lesioni di primo o secondo grado della cartilagine o patologie meniscali, mentre la protesica ovviamente è più indirizzata alle forme evolute, soprattutto avanzate di artrosi, e allora in questi casi si ricorre alla sostituzione protesica. Si è parlato anche di decorso operatorio, post operatorio, qual è la situazione ad Agrigento in questo campo? Ma il decorso operatorio dopo un impianto di protesi diventa molto importante, quindi noi dobbiamo assolutamente collaborare con i fisiatri a livello sia a Licata sia ad Agrigento. Questa collaborazione già esiste da diversi anni, quindi i nostri pazienti possono avvalersi di ottimi centri di fisioterapia. Ecco, ad Agrigento qual è la situazione, il nostro livello rispetto un po' alla medicina del settore regionale? Il livello in provincia di Agrigento credo che sia medio-alto per quanto riguarda, ora con l'arrivo anche di questi due nuovi primari a Licata e a Sciacca, ovviamente si sono colmate due lacune importantissime e quindi insomma queste patologie vengono trattate quasi quotidianamente. Parliamo un attimo del nuovo assessore alla sanità, ecco, la nuova politica, cosa si ci aspetta, quali sono, diciamo, le vostre esigenze anche relativamente al vostro reparto. Ecco, si parla molto di carenza di personale, no? Io ancora non ho avuto il piacere di conoscere l'assessore alla sanità, so che è una persona giovane con idee innovative ed è di innovazione e di mezzi di cui ha bisogno la sanità siciliana, quindi adeguare gli organici da un punto di vista medico e infermieristico, adeguare diciamo, il numero di sedute operatorie che ci consenta di in qualche modo di frenare la fuga delle persone al di fuori della regione Sicilia, e tutto questo sicuramente avrà degli influssi positivi sulla sanità siciliana. È un'iniziativa che valuto molto interessante perché Licata, la provincia di Agrigento in genere è un po' limitata nell'avere queste iniziative, per cui benvengano quando qualcuno si piglia l'onere e l'impegno di portarle avanti. Qual è la situazione dell'ospedale Licata che lei dirige? Ma la situazione dell'ospedale di Licata è una situazione che è in fase di rilancio, perché abbiamo avuto delle serie difficoltà, come tutti sanno, per quanto riguarda l'ortopedia. Adesso abbiamo la fortuna di avere il dottore Rapisarda, che è un validissimo primario che io tra l'altro conoscevo già da moltissimi anni, e quindi sta rilanciando la ortopedia. Abbiamo aperto il punto nascita a Licata e iniziano a nascere adesso anche a Licata i bambini, e quindi anche in questa fase siamo in un trampolino di lancio. Stiamo riattivando la chirurgia, diciamo che rispetto a qualche mese fa abbiamo buone prospettive per il futuro. Dottore Cammino, lei interviene anche come fisiatra, il suo tema è l'approccio conservativo, ecco, ci dica la sintesi del suo intervento anche. Sì, l'approccio conservativo è nelle due fasi, mi ha dato il dottore Rapisarda due relazioni: uno l'approccio conservativo nelle patologie di ginocchio e di anca non chirurgiche, e l'altro nelle patologie di ginocchio ed anca post chirurgico, quindi protesizzato. L'approccio naturalmente è diverso, perché dal punto di vista conservativo noi dobbiamo agire cercando di dare un modo di vita residuo al paziente con le patologie in atto che ha, e quindi non risolvendo la situazione, perché le patologie cronico-degenerative, se non vanno operate, i dolorini quindi ci sono, e quindi agiamo dal punto di vista riabilitativo in questo. Diventa diverso il discorso al momento in cui pigliamo il paziente protesizzato, perché lo dobbiamo ridare integro alla sua attività lavorativa e di famiglia. Ecco, nel vostro reparto quali sono i casi più diffusi, volendo fare una casistica? Di ortopedia lei parla? Generalmente sono le protesi, cioè i pazienti di media-alta età che vanno incontro a processi di protesizzazione di anca e di ginocchio, ma da quando c'è il dottore Rapisarda sono aumentati anche i casi di protesi di spalla o di interventi sulla cuffia dei rotatori, perché lui viene da una ottima scuola sulla chirurgia della spalla. Sono casi anche oncologici particolarmente gravi che si manifestano anche?
Purtroppo i casi oncologici difficilmente arrivano alla nostra osservazione e quando ce ne rendiamo conto che sono oncologici non siamo nelle condizioni di poterli trattare qui e quindi li mandiamo nei posti adeguati. Che consigli dare a chi soffre, diciamo, di disturbi, di artrosi, di ossa, insomma in generale? Il consiglio che do è quello prioritariamente di rivolgersi al medico di famiglia perché è il primo interlocutore per il suo paziente, dopodiché il medico di famiglia stabilisce se lo può trattare lui, se è un paziente chirurgico da mandare all'ortopedico, se è un paziente da trattare dal punto di vista conservativo da mandare dal fisiatra, o se è un paziente chirurgico da mandare prima dal chirurgo e poi dopo l'intervento andare dal fisiatra. L'importante è che venga fatta una diagnosi chiara all'inizio.